Guerra nel pomeriggio all'ippodromo Sant'Artemio per il rogo che ha distrutto una delle scuderie, alta colonna di fumo, danni ingenti, morti 6 cavalli, vigili del fuoco al lavoro. Violenza in parrocchia a Treviso, il parroco pestato dopo un rimprovero ai bulli, autore della violenza in particolare è stato un minore in corso di identificazione, pronto a perdonarlo, ma resta la denuncia, dice il sacerdote. Scattati in mattinata gli sfratti in via Pisa, giornata di alta tensione a Treviso, scontri tra manifestanti e polizia, 3 feriti, 5 famiglie sgomberate. Omicidio di Sant'Ostino, il corpo della 53enne uccisa dal nipote trovato nell'Emene, la salma in un sacco, il 17enne ha colpito 20 volte e ha tentato di darle fuoco. Tragedia sfiorata a Treviso, 53enne perde il controllo dell'auto che si ribalta e finisce contro una casa, l'uomo vivo per miracolo. Giovedì a Vicenza l'addio al 26enne vigile del fuoco trevigiano morto insieme all'amica Sofia durante l'escursione sul Pasubio, non un funerale ma una cerimonia di commiato in casa. Steroidi, anabolizzanti, dimagranti, 17 confezioni di farmaci illeciti scoperti nella Marca, i plichi controllati provenivano da Spagna, Repubblica Ceca e Olanda. Ondata di caldo da domani, firmata l'ordinanza urgente per proteggere i lavoratori esposti alle alte temperature, stop al lavoro all'aperto dalle 12:30 alle 16 in diversi settori. Meno 3 giorni alla dunata triveneta degli Alpini a Gemona del Friuli che Antenna 3 seguirà in diretta stasera a Ring le emozioni dell'attesa. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima però il sondaggio di Ring, la trasmissione del nostro vice direttore Ferdinando Avarino che torna puntuale alle 20:45 a 2 settimane dal 2 giorni di vertice a Mogliano con lo Stato Maggiore della Lega, con un Carroccio in crisi di identità, caccia al successore più credibile per il dopo Salvini e prende sempre più piede il nome del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Vi chiediamo, dopo Salvini, Fedriga segretario? Se sì, il numero è quello in verde, se no quello in rosso. La chiamata, come sempre, è gratuita. Dicevamo i fatti, è stata una giornata particolarmente convulsa a Treviso. Partiamo dalla fine, dall'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio all'ippodromo tra Treviso e Villorba. Ci sono 6 cavalli morti. È un episodio forse senza precedenti. Ci aggiorna la nostra Marta Zatta che è sul posto con Tommaso Migot per la parte tecnica. Buonasera, buonasera Marta. Sì, buonasera Cristian e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Esatto, è stata una vera e propria tragedia, quella che è scoppiata intorno alle 16 di oggi pomeriggio. Alle nostre spalle quello che rimane della scuderia dell'ippodromo Sant'Artemio di Treviso, dove sono morti purtroppo 6 cavalli. Sono morti perché appunto soffocati dal fumo che ha invaso l'intero box. Sono stati veramente fino a pochi istanti fa al lavoro le squadre dei vigili del fuoco di Treviso e Conegliano per domare l'incendio. Infatti lo vedete anche dalle immagini di Tommaso Migotta, la struttura è in parte anche collassata e l'incendio si è propagato veramente in maniera rapida a causa anche della paglia presente. Purtroppo quando sono arrivati qui anche i sanitari dell'ULSS 2, purtroppo per i cavalli veramente non c'era già più nulla da fare. Un episodio che ha toccato veramente questo ippodromo. Non è ancora chiaro al momento cosa abbia innescato questo terribile incendio che ha spezzato insomma questi poveri animali. Noi abbiamo intervistato anche il direttore dell'ippodromo Stefano Bobbio, che è chiaramente scioccato. Abbiamo provato anche a parlare con il gestore di questa scuderia in particolare, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni perché chiaramente molto scosso. Sono 3 le scuderie presenti all'interno di questo ippodromo, una appunto di quella di questa dove è avvenuta la tragedia, un'altra invece è quella di Christian Brunera. Anche noi abbiamo insomma raccolto le sue dichiarazioni. Ascoltiamo cosa ci hanno detto e poi la linea può tornare allo studio. Io non lo so spiegare. Io ero qui nell'ufficio che vedete adesso e alle 4 mi chiamano e mi dicono c'è del fumo nella scuderia di legno, chiamate i vigili del fuoco. Noi immediatamente l'abbiamo fatto, abbiamo chiamato, sono intervenuti rapidamente, però
si è propagato con una velocità terrificante. Ho mandato subito delle persone a vedere se si poteva fare un intervento nostro con gli estintori, quello che c'era disponibile, ma il fumo era talmente forte che se non sei abile e pratico rischi solo di farti del male e di creare più confusione. Quindi i miei si sono ritirati subito, per fortuna sono arrivati i vigili del fuoco e poi adesso stiamo cercando di ricostruire, potrebbe essere qualcosa di elettrico, però la persona che ha i cavalli ricoverati lì e che sono morti dice che aveva staccato l'interruttore generale, quindi anche lì non si capisce bene che cosa sia successo. Saranno poi i vigili del fuoco a capire per quale motivo. L'unica cosa triste è che ci sono dei cavalli che sono stati in mezzo al fuoco e quindi io sono veramente toccato e triste perché è un brutto giorno per tutti, perché è vero che siamo solo 3 scuderie ed è vero anche che poi in pista durante le competizioni siamo anche avversari, ma siamo una piccola comunità che ci vediamo tutti i giorni, la nostra è una grande passione. Sono seduto da almeno un'ora e faccio fatica a stare in piedi perché sono veramente provato. Ecco, io non faccio fatica a dire altro semplicemente perché è veramente un giorno molto, molto, molto triste. La violenza scoppiata in parrocchia San Bartolomeo, sempre a Treviso, con il parroco Don Francesco aggredito e pestato dopo un rimprovero ai bulli. Autore della violenza in particolare è stato un minore in corso di identificazione, pronto a perdonarlo e a dialogare con lui, ma resta la denuncia, dice il parroco. Non è che mi sono reso molto conto perché facevo fatica a respirare per la botta alla schiena, quindi non è quello la cosa. Comunque insomma, io sto bene, adesso ho degli antiolorici da prendere, però insomma sono tranquillo, insomma, poi insomma ho anche una bella realtà di comunità. È un'intera parrocchia, quella di San Bartolomeo a Treviso, ad essersi stretta attorno a Don Francesco Filipputi, alleviando solo in parte le conseguenze di un pestaggio che è stato brutale, per quanto lo stesso sacerdote, da educatore e pastore di anime, cerchi di abbassare i toni. È pomeriggio, sul campetto davanti alla chiesa ci sono diversi giovani, 2 ragazzini in particolare stanno giocando con una pistola d'acqua riempita nella vicina fontanella, e questo incuranti di un cartello che parla chiaro. Don Francesco si avvicina loro. Ho chiesto se per cortesia potevano fare a meno di usare le pistole d'acqua. Ecco, uno dei ragazzi l'ha presa, l'ha riempita, io sono andato e gli ho detto guarda dammela, gliel'ho svuotata e poi gli ho data indietro e gli ho detto guarda tieniti la pistola, mi tengo il serbatoio, poi passa tranquillamente in ufficio, io sono lì e te lo do indietro. Insomma, ecco, a partire da questo poi il proprietario della pistola ha un po' attuato una dinamica violenta nei miei confronti. Chi era presente, e non erano in pochi, riferisce di sequenze gravi e violente. Io a un certo punto gli ho tirato un pugno nella schiena e il Don gli ha detto smettila così mi fai male, non ha reagito, non ha alzato le mani. E poi a un certo punto l'ha preso per le spalle così e gli ha tirato 2 ginocchiate. Il Don ha provato a scappare, però a spostarsi, però non ce l'ha fatta. Poi gli ha fatto la mossa sgambetto, l'ha buttato per terra nel cemento, sono caduti gli occhiali tutto. Lo stava prendendo a pugni anche da per terra. Tutto nell'arco di pochi secondi. Intervengono degli adulti mentre i bulli si danno alla fuga. Sono tutti minori. L'aggressore in particolare sarebbe un 16enne problematico già noto. Sul posto forze dell'ordine su M118. Don Francesco viene medicato e curato. A chiamarlo per sincerarsi delle sue condizioni e solidarizzare è anche il sindaco Mario Conte. I carabinieri iniziano a sentire i testimoni e a visionare le immagini della videosorveglianza. Tra i residenti c'è timore, quel campetto è zona di giochi e allegria, così deve rimanere. Secondo me una punizione per loro potrebbe essere un volontariato proprio in questa parrocchia per riparare e per mettersi a disposizione e capire quello che hanno fatto. Dal canto suo Don Francesco tende una mano ai bulli e al suo aggressore, lo fa però tenendo una linea salda. Tutti abbiamo sbagliato più o meno nella nostra vita, però è importante che qualcuno ci possa ridare, a partire dalla presa di coscienza della propria responsabilità, anche delle possibilità. Lei è pronto al perdono, ma la denuncia la fa? Ma la denuncia credo sia importante, perché la denuncia è un aiuto ad assumersi una responsabilità. Chiaramente la denuncia è un fatto, la disponibilità è un altro fatto che è parimenti se non più importante.
Poco distante in via Pisa è stata una giornata di sgomberi, ci sono stati persino degli scontri, il bilancio è di 3 feriti. Scontri, feriti e famiglie mandate via di casa. È stata una giornata ad altissima tensione, quella vissuta in via Pisa a Treviso, dove l'esecuzione degli sfratti ha provocato momenti di caos tra manifestanti e forze dell'ordine. Il bilancio è di 2 attivisti del centro sociale Django feriti di 19 e 25 anni, con quest'ultimo ricoverato in ospedale, e di un poliziotto ferito a un braccio, con 7 giorni di prognosi. Al centro della protesta, decine di famiglie che stanno perdendo la propria abitazione. Tra i nuclei costretti a lasciare l'alloggio c'è anche quello di una neonata con la febbre. Molte infatti le famiglie con a carico figli minori. Io sono un'insegnante, mi vergogno di essere insegnante di questo Stato e di insegnare l'educazione civica ai ragazzi, di insegnare la solidarietà agli altri quando noi non la sappiamo praticare dalle istituzioni. Una situazione che da mesi alimenta paura e incertezza. La vicenda si inserisce in una storia fatta di fallimenti societari e passaggi di proprietà attraverso una rete di società che rimanda a banche e fondi esteri. Famiglie che hanno sempre pagato regolarmente affitti e spese condominiali oggi si trovano senza una soluzione abitativa in una città dove trovare casa è sempre più difficile. Noi abitiamo da tanti anni qui, in società prima di una volta è fallito e dopo ci hanno dato il sfratto, anzi prima ci hanno detto siete voi i primi che dovete comprare e noi siamo risposti sì, che vogliamo noi comprare questi appartamenti. Dopo un paio di mesi è venuto il sfratto, dovete uscire tutti fuori, che abbiamo incontrati ancora validi. Delle 51 famiglie che vivevano nel complesso, 26 sono già andate via negli ultimi 2 anni, ma l'emergenza non è finita. Altre 21 famiglie saranno raggiunte dai provvedimenti nei prossimi mesi. Molte non hanno ancora trovato una soluzione alternativa. Nel frattempo il conto alla rovescia continua. Per piacere. Ma per piacere cosa? Si è già sfrattata la famiglia, ma che cosa volete? Alla fine è stata sgomberata anche la quinta famiglia che si era barricata in casa, questo verso la fine del pomeriggio. Arrivano le rassicurazioni del comune, non lasceremo in strada nessuno. L'opposizione chiede un tavolo urgente al prefetto. Di sicuro nessuno resterà in strada se non vuole restare in strada. Stiamo proponendo alberghi e soluzioni alternative. Certo, noi lavoriamo con la disponibilità dei nuclei. Stiamo supportando le famiglie che si sono rivolte a noi come da indicazioni. Il servizio c'è. Ricordo e voglio ricordare che sono 2 anni che l'ente sta lavorando. Quando dico l'ente è perché non c'è solo il servizio sociale, i tavoli sono stati creati dal sindaco con l'assessore De Checchi, abbiamo lavorato e su 51 nuclei, lo voglio ricordare, 30 nuclei hanno trovato una sistemazione alternativa. Ci ricordo anche che il Comune sta intervenendo in una questione che riguarda uno sfratto da privato, quindi sono questioni tra privati e nonostante ciò con grande senso di responsabilità ci siamo messi da subito a disposizione. Stiamo registrando invece, come dire, delle situazioni in cui c'è una certa difficoltà o resistenza alle proposte che stiamo facendo perché magari ci sono delle aspettative che sono assolutamente fuori luogo e fuori dal momento e dal tempo storico. Come se le spiega? C'è chi fomenta, c'è chi strumentalizza? Beh, insomma, sono 2 anni che in uno sfratto non è necessario ad arrivare insomma, alle mani, a mio avviso, perché non si lavora per la persona quando si arriva a questo tipo di scontro. Tra l'altro se ci sono sfratti anche con minori. Chiedo veramente alle istituzioni e in primis il prefetto insieme al sindaco di aprire immediatamente il tavolo che è stato chiuso qualche settimana fa per trovare soluzioni a queste famiglie. Non stiamo parlando di persone che sono solo in una situazione di disagio, stiamo parlando di famiglie che hanno un lavoro, che hanno una situazione economica dove si potrebbero permettere un affitto. Il tema è come tutti i cittadini trevigiani non ci sono le case e non ci sono le case perché non ci sono le politiche che garantiscono un affitto consono per i lavoratori e per le famiglie in questa città.
Non possiamo non aggiornarvi sull'omicidio di San Stino di Livenza. Il corpo dell'insegnante infatti è stato ritrovato in tarda mattinata nella Lemene a Portogruaro, a 12 km dal punto in cui la donna è stata gettata. La salma in un sacco, integra, diverse le fratture da arma da taglio. L'ispezione cadaverica ha rivelato dettagli raccapriccianti, ispezione che è avvenuta nel pomeriggio. 20 almeno le coltellate inferte dal nipote. Non solo, il giovane avrebbe tentato di dare addirittura fuoco alla zia. È stato ritrovato nel fiume Lemene il corpo della professoressa 53enne Chiara Guerra, avvolto parzialmente in un sacco e con evidenti ferite da taglio. La donna, uccisa giovedì scorso dal nipote 17enne reo confesso. Il recupero è avvenuto dopo 3 giorni di ricerche a seguito dell'allarme lanciato da un pescatore che ha segnalato la presenza del corpo al 112. Sul posto è intervenuto anche il medico legale Antonello Cirnelli per una prima ispezione della salma. Dottore, quali sono i riscontri? Nulla. Cosa ha riscontrato? È riscontrato che non si può dire assolutamente nulla e che le autorità parleranno quando è il momento. Non si può dire assolutamente nulla per il momento. Le operazioni erano partite dal canale Malgher a San Stino di Livenza e hanno visto impegnati gommoni, sommozzatori, droni e anche l'elicottero drago dei Vigili del Fuoco decollato da Venezia. Il ritrovamento è avvenuto a circa 12 km dal punto in cui il corpo era stato gettato. Da quanto appreso, la salma si trovava in condizioni integre ma parzialmente nascosta in un sacco, rendendo più difficoltose le operazioni di ispezione. Per questo è stata trasferita in laboratorio di medicina legale per accertamenti più approfonditi. Già evidenti però diverse ferite da taglio, mentre il coltello utilizzato per l'omicidio non è stato ancora trovato. Un passaggio fondamentale per verificare la confessione del ragazzo e chiarire ogni dettaglio della dinamica. Secondo gli elementi raccolti, la donna inoltre avrebbe tentato di difendersi. Il 17enne presenta infatti una frattura al metacarpo, ferita alla mano e graffi su tutto il corpo, segni compatibili con una violenta colluttazione. Il movente sarebbe legato a questioni economiche, in particolare a temi di eredità, e intanto prende corpo anche la sequenza temporale dell'omicidio. Il delitto si sarebbe consumato attorno alle 13:30 di giovedì nella legnaia dell'abitazione di via Fratelli Cervi 3 a San Stino di Livenza. Prima la lite, poi l'aggressione con le coltellate. Alle 14:10 le telecamere avrebbero ripreso il giovane mentre si allontanava con una carriola e un telo, circa 700 metri a piedi in 10 minuti, per poi disfarsi del corpo e rientrare a casa attorno alle 14:30. Qui avrebbe ripulito la carriola dal sangue nello stesso luogo del delitto. Poco dopo, verso le 15, avrebbe percorso una strada secondaria, passando per via Stazione, svoltando verso via Papa XXIII, fino al retro della parrocchia, raggiungendo l'argine del fiume Livenza. È lì che avrebbe gettato il coltello, i vestiti sporchi di sangue e il cellulare della zia. Il 17enne ora si trova in una comunità di accoglienza del Trevigiano. L'ipotesi di reato è omicidio aggravato, mentre gli inquirenti starebbero valutando anche la premeditazione e la crudeltà. 2 le procure coinvolte, inizialmente quella di Pordenone che aveva aperto il fascicolo per la scomparsa, poi il passaggio alla procura per i minori di Trieste. Nelle prossime ore è attesa la convalida della misura cautelare. Nel frattempo il sindaco di San Stino di Livenza, Gianluca De Stefani, ha commentato il ritrovamento del corpo di Chiara Guerra, sottolineando come la notizia chiuda i giorni di ricerche e di forte apprensione. Ha espresso inoltre l'auspicio che possa portare un minimo di pace ai familiari e ha ribadito la vicinanza dell'amministrazione alla famiglia e alla comunità scolastica, ricordando la donna come un'insegnante stimata e molto apprezzata dagli studenti. Ho un aggiornamento dell'ultima ora, andiamo sul massiccio del Grappa a Semonzo di Borso del Grappa. Un ragazzo di origini marocchine che era a bordo della sua bicicletta sarebbe stato travolto da un'auto, è molto grave, è stato lì trasportato all'ospedale di Treviso. Alla guida dell'auto c'era una donna italiana di Borso del Grappa. E a
4 mesi dal grave incidente in cui era rimasto coinvolto è morto al Cafoncello di Treviso Maurizio Gazzi, pensionato di 71 anni, residente a Susegana. È l'ennesima vittima della strada nella Marca trevigiana. L'incidente era avvenuto il 16 febbraio scorso, quando l'uomo poco prima delle 19 era uscito di casa venendo travolto da un 49enne macedone al volante di una Toyota mentre attraversava la Ponte Bana sulle strisce pedonali. La Procura di Treviso aprirà un fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale. C'è stato un violento scontro tra un camion cisterna e un furgone in A4 nel primo pomeriggio. L'incidente è avvenuto in direzione Trieste all'altezza del comune di Monastera. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere del furgone il conducente. L'uomo rimasto ferito nell'impatto è stato affidato poi alle cure degli operatori del SUEM 118. Ampia la mobilitazione di uomini e mezzi e una pattuglia della polizia locale è intervenuta in via Pasteur a Treviso per un sinistro. Si è trattato di una fuoriuscita autonoma con conseguente ribaltamento del veicolo. Il conducente, un uomo di 53 anni residente a Padova, è rimasto miracolosamente illeso. Gli accertamenti hanno escluso l'alterazione da sostanze. L'incidente ha causato danni a un'abitazione. Veniamo alla tragedia sul Pasubio, le esequie dei giovani alpinisti. C'è attesa a Vicenza a Schio al mattino confermato l'ultimo saluto per Sofia dalle Nogare. A Vicenza nel pomeriggio la cerimonia per il trevigiano Giosuè Baldissera. Giosuè darà la sua ultima festa giovedì prossimo alle 17 a casa sua. Così recita l'epigrafe affissa nel quartiere Laghetto, anche davanti all'abitazione di Giosuè Baldissera, l'alpinista 26enne trevigiano di Borsa del Grappa, deceduto con l'amica Sofia dalle Nogare, precipitando dal Soglio d'Uderle sul monte Pasubio. Il giovane viveva vicino ai genitori in un appartamento ricavato in questo rustico di proprietà della famiglia. Nessuno qui oggi ha voluto esprimere i propri sentimenti, rimandando a giovedì l'invito agli amici, ai colleghi vigili del fuoco di Vicenza e Asiago e a chiunque gli volesse bene. Lo stesso giorno delle esequie di Sofia, fissate al mattino nel Duomo di Schio, ancora una volta insieme, come quando la montagna ha avuto l'ultima parola su di loro. Sì, è proprio così, la montagna è l'ultima parola. Non personificherei troppo la montagna perché siamo noi che andiamo a frequentarla ed è un ambiente che ci insegna e ci dà molto. Purtroppo a volte ci dovremo scontrare con queste realtà che sono veramente difficili da comprendere. Noi saremo presenti con una piccola delegazione del soccorso alpino di Schio proprio per essere vicini anche in questo frangente alla famiglia e a loro stessi, insomma, ad accompagnarli. La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 17 confezioni di farmaci illeciti scoperti all'interno di spedizioni destinate a persone residenti nella Marca. I plichi controllati provenienti dalla Repubblica Ceca, dall'Olanda e dalla Spagna contenevano farmaci anabolizzanti, steroidi per aumentare la massa muscolare vietati in Italia, farmaci a base di testosterone contro il calo della libido, vendibili con ricetta non ripetibile. I militari di Treviso hanno individuato il destinatario di una spedizione dalla Spagna ed è stato denunciato per ricettazione. La Regione del Veneto ha emanato un'ordinanza urgente per proteggere i lavoratori esposti alle alte temperature e alla radiazione solare durante l'estate in prevenzione dell'ondata di calore prevista per domani che colpirà la nostra regione. Il provvedimento valido da domani a fine agosto vieta il lavoro all'aperto dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo, florovivaistico, edile e nelle cave nelle giornate a rischio elevato. Ordinanza firmata dal Presidente della Regione Alberto Stefani, che oggi è tornato sulla vertenza Electrolux. L'attenzione sul futuro di Electrolux rimane massima. Dopo il sospiro di sollievo per la decisione di sospendere i licenziamenti, 50 giorni di attesa rimangono comunque una spada di Damocle sulla testa dei lavoratori. Fiducia moderata dei sindacati che attendono il prossimo tavolo. Soddisfatto per il risultato raggiunto invece il ministro Urso. Su Electrolux non è una tregua armata, ma un nuovo inizio, un confronto nel merito per giungere ad una soluzione condivisa, quella degli investimenti per il rilancio produttivo degli stabilimenti italiani, nella consapevolezza che nel contempo dobbiamo raggiungere obiettivi in Europa.
Ed intanto il ministro ha già fissato una nuova riunione per il 21 luglio. Rincara la dose il presidente Stefani, che senza mezzi termini dice: sappiamo benissimo che Electrolux ha avuto anche dei finanziamenti di carattere statale e su questo ovviamente credo sia anche doveroso che un'azienda che ha ricevuto dei finanziamenti dia un ritorno al territorio. Quando si parla di sostenibilità se ne parla sempre dal punto di vista ambientale, io vorrei ricordare che esiste anche una sostenibilità di carattere territoriale, lavoro, territorio, famiglie, sociale. Questo aspetto, ha concluso, deve essere considerato soprattutto quando si parla di una grande impresa. Una cauta soddisfazione da parte invece dei sindacati. È evidente che per noi non basteranno solo le buone intenzioni, abbiamo la necessità di capire se davvero si vuole continuare sul taglio lineare del costo del lavoro o se invece si vuole avviare un confronto che porti a un rilancio dei siti produttivi, ma soprattutto che affronti il tema della crisi dell'elettrodomestico in questo Paese. È del tutto evidente che un importante stabilimento così, un importante per la ricaduta che può essere anche per il Veneto, perché Susegana è altamente innovativo, una dismissione di Electrolux non è inaccettabile. Speriamo insomma che le trattative vadano su una buona strada. Fiduciosi ma non troppo quindi? Non ho ancora elementi per capire se siamo fiduciosi o no. Al momento tutte le cose dicono che non va bene la situazione, dunque bisognerà prendere proprio in mano con forza per evitare che ci sia la catastrofe del sistema industriale di questo Paese e dell'elettrodomestico in particolare. Pronti a parlare di adunata triveneta, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per parlare di alpini, sono migliaia quelli attesi a Gemona del Friuli per l'adunata triveneta, tantissimi ovviamente dalla sezione di Treviso, sezione che ebbe un ruolo nel terremoto del Friuli 50 anni fa. Per noi Gemona costituisce un momento particolare non solo come raggruppamento e evento alpino, ma perché in sera chiude anche 50 anni da quel terribile momento del terremoto 76, dove l'organizzazione ANA ha potuto portare in quelle zone 10 cantieri. In uno di questi, il cantiere 10, i nostri alpini trevigiani si sono prodigati per circa 2 mesi. 400 le penne nere che dalla sezione di Treviso accorsero nel Friuli sconvolto dall'Orcolat. Un anno drammatico quello del 76, ma anche di ricostruzione. Purtroppo a distanza di 50 anni tanti di loro non potranno essere presenti per ragioni anagrafiche, ma comunque la sezione di Gemona, che ha organizzato il tutto, ci darà delle medaglie ricordo da consegnare a coloro i quali appunto hanno lavorato in quei momenti. Ecco. Ma per sancire quel legame profondo di sacrificio e gratitudine ci sarà un filo diretto tra la Marca e la città simbolo della rinascita post-terremoto, un vero e proprio treno della memoria. Domenica da Treviso verso le ore 6 partirà un treno storico con una capienza massima di 250 persone e che raggiungerà Gemona verso le 8:30. Chiaramente il treno poi consentirà il ritorno a Treviso a partire dalle 17. È un treno messo a disposizione, organizzato sempre dalla sezione ANA di Gemona, gratuito. L'unico obbligo è quello di registrarsi presso la sezione di Gemona. Migliaia gli alpini trevigiani attesi per la Triveneta, qualcuno è già partito a piedi come da Preganziol, ma Treviso sarà presente in massa anche per un cruciale passaggio di consegne. Riceveremo quella che viene chiamata la stecca, quindi il passaggio di consegne tra la sezione di Gemona e la nostra, che il prossimo anno ospiterà qui a Treviso il raduno del Triveneto. Per la quale state già lavorando, Certamente non sì. può che essere così. Assolutamente, so già un paio d'anni che lavoriamo in questo senso. Triveneta che Antenna 3 vi racconterà rigorosamente in diretta venerdì mattina dalle 8:15, collegamenti da Gemona e Venzone per la commemorazione dei caduti della guerra e del terremoto del 76, alle 21 dal Duomo di Gemona in diretta la serata con i cori alpini. Sabato dalle 8:15 e per tutto il giorno collegamenti da Gemona, dal Tarvisio e da alcuni dei cantieri che videro protagonisti gli alpini nella ricostruzione dopo il terremoto, e poi domenica dalle
7:15 racconteremo lo sfilamento per le vie di Gemona fino al passaggio della Steca con gli alpini di Treviso, tutto il raduno quindi in diretta come sempre su Antenna 3. E noi adesso andiamo a Belluno. A Belluno in primo piano i temi della sanità, c'è un importante accordo di cui dobbiamo darvi conto. Sottoscritta tra ULSS 1 Dolomiti e ULSS 2 Marche Trevigiana una convenzione per l'attività di chirurgia pediatrica che verrà svolta a Belluno e Feltre dagli specialisti dell'ULSS Trevigiana. È un'attività di chirurgia pediatrica che da Treviso, dal Cafoncello, si sposta a San Martino di Belluno per i nostri appunto residenti, quindi una collaborazione tra aziende a vantaggio delle nostre comunità. 2025 55 bambini sono andati a Treviso per interventi, 243 invece le persone, i bambini che hanno ricevuto visite ambulatoriali. Ecco, questi numeri vorremmo ridurli a 0. A partire dal 22 giugno all'ospedale San Martino di Belluno sarà avviata, grazie alla chirurgia pediatrica di Treviso, l'attività per bambini dai 3 anni di età, offrendo cure chirurgiche e diagnostiche a livello locale, riducendo i disagi per le famiglie legati ai viaggi. Questa diventa la nostra leva e significa attuare un concetto, essere vicino ai bisogni dei cittadini, poi bisogna renderlo in pratica e questo ci deve consentire di azzerare i pazienti che fino a ieri venivano operati a Treviso e di estendere la rete clinica della chirurgia pediatrica tra Treviso e Belluno. Negli ospedali dell'ULSS Dolomiti sono garantiti gli interventi pediatrici, circa 500 all'anno, per i traumatismi sopra i 3 anni. In ortopedia circa 120 interventi tra Belluno, Agordo e Feltre e gli interventi di otorino e laringoiatria circa 140 a Belluno e 150 a Feltre, oltre a una sessantina di interventi di chirurgia generale sopra i 6 anni. Il nuovo servizio è dedicato unicamente agli interventi programmati per i bambini sopra i 3 anni che prima dovevano essere centralizzati su Treviso ed è stato strutturato per accompagnare il bambino e la famiglia in ogni fase. Resta sempre fermo il fatto che le urgenze possono venire trattate, se del caso, anche a Belluno, parlo di urgenze di tipo traumatologico per esempio o di otorino, mentre per le urgenze più importanti si fa sempre riferimento, come abbiamo sempre fatto, a Treviso o a Padova. Entriamo in Camera di Commercio dove scatta il toto presidente, è quasi finito il mandato per Mario Pozza. Potrebbe essere la volta che la Camera di Commercio di Treviso-Belluno, fusione avvenuta nel 2016, elegga un presidente bellunese. Dopo quasi 10 anni, con il mese prossimo, termina il mandato di Mario Pozza, trevigiano che però ha sempre dedicato grande attenzione alle terre alte, sostenendo tante iniziative promosse in provincia di Belluno, buon ultima quelle intitolate Tra i cantori della montagna e che il Circolo Cultura e Stampa Bellunese ha dedicato a Dino Buzzati, Giuseppe Mazzotti e Andrea Zanzotto in occasione dei 120 anni dalla nascita del primo. In 10 anni credo che la Camera di Commercio di Belluno e Treviso in questo caso abbia investito molto nel territorio, investito anche nella sua struttura, sia fisica che dal punto di vista anche del personale e delle risorse. Quindi la fusione tra le due Camere è stata positiva. Pozza non esce di scena perché rimane comunque alla guida di Assocamera Estero per il triennio 2026-2029. Potrebbe dunque essere tempo per un'alternanza territoriale? A Belluno si fa infatti il nome di un imprenditore di spicco, Francesco De Bettin di Auronzo, fondatore con i fratelli Raffaele, Stefano e Daniele di DBA Group SPA, che dà lavoro a 800 dipendenti, società attiva dal 1991 nei servizi di ingegneria, architettura, project management e a supporto della gestione del ciclo di vita di opere e di infrastrutture singole e a rete. È tutto da Treviso e Belluno, non ho ulteriori aggiornamenti, grazie per l'attenzione, buona serata.